Euroregione News. 100 anni la San Marco, storia di un orgoglio friulano. Dal 1920 producono macchine da caffè prima con il marchio La San Marco Udine Italia, poi con il trasferimento a Gradisca di Sonzo, infine con la sigla SM. Roberto Nocera, amministratore delegato della San Marco SPA, ci ha fatto da cicerone nella visita all'azienda. La nostra azienda è un'azienda orientata, applica la metodologia Lean Production e quindi abbiamo un sistema di produzione che chiama i componenti da produrre. Come si suol dire in termine tecnico, stiamo parlando di pull flow, cioè è il mercato che tira gli elementi che realmente vanno prodotti, e questo permette di evitare gli sprechi. Gli sprechi principali sono le sovrapproduzioni e soprattutto di produzione di componenti che non occorre produrre, e quindi poi dopo vedremo il nostro magazzino Kanban, che permette anche di risolvere problemi di urgenza, richiesta urgente di macchine, perché siamo quasi in pronta consegna per taluni elementi. Un grosso magazzino che funge da volano, però abbiamo la possibilità di essere flessibili, di rispondere alle esigenze urgenti del mercato grazie al nostro sistema di produzione, moderno sistema di produzione che permette di produrre in tempi rapidi quello che realmente occorre. Il Kanban praticamente è un motore che comanda sia gli acquisti esterni sia gli acquisti di produzione, ok? E quindi permette anche di risparmiare in risorse umane e anche software per predire gli ordini da mettere in cantiere, da mettere in magazzino. In realtà noi rispondiamo principalmente agli ordini di mercato, noi produciamo quello che il mercato chiede e questo ci permette di essere resilienti, quindi veloci e flessibili nel rispondere alle richieste della clientela. E la cosa non è semplice, perché il compito dell'ingegner burato è davvero sfidante. Dobbiamo ricordare che noi abbiamo un'esportazione in circa 120 paesi al mondo e abbiamo 60 diversi modelli a catalogo e 800 varianti di prodotto, per cui la gestione della componentistica è veramente difficile e impegnativa, e le nostre 18 certificazioni internazionali ci consentono di esportare in ogni paese del globo, però questo amplifica ancora più le difficoltà, perché le differenze comunque tra tensione, potenza, caratteristiche di cavi, certificazioni, dalle certificazioni iraniane a quelle arabe a quelle americane, insomma gestire questi 800 prodotti, varianti di prodotti, 60 modelli, considerando anche le diverse certificazioni e poi le pretese alle volte del cliente, non è cosa facile, anche perché un tempo Henry Ford ebbe a dire, a proposito della sua macchina più venduta, la Ford T: comprate qualsiasi colore della mia Ford T, purché sia nera. Ecco, questa arroganza commerciale adesso purtroppo non è più possibile, bisogna davvero proporre offerte sartorializzate dedicate a ogni cliente, e questo complica ancora di più il lavoro della nostra produzione e del suo responsabile. Come vedete, ogni fase del processo è sotto controllo e quindi eventuali failure vengono sicuramente intercettate e soluzionate in tempi rapidi. Non bisogna chiamare il fornitore: cosa è successo, la saldatura non è ben sigillata, il cordone è antiestetico. No, noi soluzioniamo eventuali problemi in tempi rapidi, perché la produzione è a 50 metri da qua, forse anche meno. Quindi qua si parte dal grezzo che ci arriva dalla fonderia per poi arrivare al pezzo finito lavorato con questo CNC 5 assi. Come avevo anticipato, l'azienda da 4 anni si è convertita
ad una metodologia di produzione lean che ci consente di essere flessibili, di evitare gli sprechi e di rispondere in tempo rapido alle esigenze della clientela. E poi abbiamo anche la possibilità di avere operatori assolutamente autonomi e consapevoli e in grado di fare l'intera macchina, cosa che un tempo non era possibile perché ognuno faceva un qualcosa. Chi metteva la lancia a vapore, chi metteva la centralina, adesso sono tutti, e quindi c'è anche una tracciabilità e quindi una qualità migliore del prodotto che ne possiamo assicurare, e poi una soddisfazione maggiore da parte dell'operatore. Bello vedere le mani degli uomini che fanno le macchine, no? E non vedere robot. Prima le macchine andavano in linea, magari mancava del materiale e rimanevano bloccate. Adesso sale in cattedra solo se c'è tutta la distinta base disponibile. Qui poi alla fine del lavoro, qui le macchine vengono imballate, poi spedite. Forse è interessante vedere all'opera i manipolatori per liberare da tutti i lavori pesanti, gli sforzi, gli operatori. Questa qua è una macchina placcata oro che è presente al Dubai Mall, ne hanno prese due, una versione automatica e una a leva, ed è presente anche al bellissimo Caffè degli Specchi a Trieste. Abbiamo una coppia di 80 placcate oro. L'ultima nata è come segmento intermedio, l'ultima nata è la collezione 2020, che comprende macchine a leva, macchine automatiche e macchine con interfaccia grafica che consentono all'operatore quindi di programmare e scegliere in maniera più appropriata tutti i parametri che hanno influenza sull'erogazione del caffè. Nel segmento alto è la V6, una macchina che è un gioiello, è una rivoluzione perché è la prima macchina a 2 bancate, e proprio perché ha 2 bancate, una macchina a leva a 2 bancate, si chiama V6 perché ricorda la struttura di un motore a V e consente di mettere il caffè al centro della scena, quindi permette al barista di esprimere tutte le proprie abilità e mostrarle soprattutto, non nasconderle come spesse volte accade in un bar, che la macchina è nascosta in cucina. Anche ingegneristicamente è una macchina all'avanguardia, è la prima volta che su una macchina del caffè si utilizza la idroformatura. Le forme sono importanti ma alleggerite da queste trasparenze, comunque proprio perché sono importanti e la struttura è in alluminio sarebbe stato impossibile realizzarla con normali stampi, e quindi abbiamo utilizzato l'ultimo grido della tecnologia in campo stampi, che è l'idroformatura, che consente di realizzare pezzi molto complicati. Anche questa ha il sistema CLAS, che è un acronimo che sta per Controlled Lever Anti-Shock System, e che consente all'operatore di utilizzare la macchina a leva in tutta sicurezza, tant'è che l'unica macchina a leva certificata e certificabile e quindi legalmente immettibile sul mercato è la macchina a leva Class, cioè la nostra. Nel futuro l'azienda non teme i progetti che devono essere portati avanti, progetti a medio termine, con una visione strategica a lungo termine, ben consapevoli però del fatto che viviamo in un contesto socio-economico in cui il coronavirus ne è un esempio. Il sistema può essere alterato in tempi anche molto rapidi da variabili probabilistiche, stocastiche, e quindi le aziende, quindi anche la San Marco, devono essere resilienti, agili, capaci quindi di adattare i modus operandi in funzione delle situazioni contingenti che si possono venire a creare.
quindi progetti a medio termine. Celebriamo quest'anno il nostro centenario e per onorare questa data così importante presenteremo sul mercato mondiale una nuova macchina il cui anche il nome è al momento coperto da segreto. È una macchina esteticamente molto attraente, con dei contenuti tecnici assolutamente nuovi anche per la nostra azienda. Da Gradisca di Sonzo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.